L'appuntamento del venerdì a quest'ora è con il Friuli Venezia Giulia e quindi Giovanni Padani, vuol dire Stefano Mattiussi. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao Roberto, buonasera a tutti, un caro saluto da questo estremo lembo orientale della Padania, prima puntata di marzo, molti argomenti, molti ospiti come sempre, però volevo un attimino parlare di quello che succede domani, cosa ha messo in campo la Lega Nord. Proprio pochi giorni fa, nella fattispecie il 5 di marzo, il nostro segretario federale Salvini in conferenza stampa con i capigruppo della Camera e del Senato Giorgetti e Bitonci hanno presentato delle proposte per la diffusione e la gratuità degli asili nido. Quindi lanciata campagna 8 marzo per la donna che lavora. Maggiore diffusione e gratuità degli asili nido, più attenzione all'inserimento dei bambini appartenenti a famiglie monogenitoriali e dei bambini disabili e applicazione del principio di residenza continuativa per i requisiti prioritari per accedere ai servizi. Questi punti cardine di una proposta di legge depositata dalla Lega Nord a Montecitorio e Palazzo Madama è presentata il 5 mattina durante una conferenza stampa. Quindi domani in 50 piazze del nord saranno diffusi obiettivi, contenuti e dettagli delle norme che abbiamo depositato in Parlamento. Da questo governo smart, dice Salvini, che non perde occasione per far leva sulla sua preponderante componente femminile, ci aspettiamo tutto il sostegno necessario a far sì che la nostra proposta diventi realtà. Vorremmo che il governo aiutasse le mamme concretamente e che non si limitasse alle chiacchiere. Ci dicano solo se sì e quando e se no perché. Sfidiamo Renzi a dare risposte o saremo costretti a intuire che le donne presenti nel suo esecutivo vengono solo usate. Quindi domani mattina e anche a pomeriggio, a seconda della località, saranno presenti dei gazebi dove verranno illustrate iniziative legislative molto importanti. Quindi la Lega Nord ha fatto anche un manifesto che dice 8 marzo, un regalo per tutte le mamme, asili nido gratuiti. E come finanziarli? Con l'aumento della tassazione sui giochi d'azzardo, sull'aumento dell'IMU sugli immobili di banche e assicurazioni e su, giustamente, imposta sui soldi che gli immigrati inviano all'estero tramite il money transfer, per esempio. Io aggiungo anche i famosi 98 miliardi delle slot machine, dove che diavolo sono finiti, chissà, svaniti, condonati. Staremo a vedere, argomento che abbiamo approfondito da questi microfoni, non solo sottoscritto, ma anche grazie al grandissimo Giulio Cainarca, che possiamo ascoltare tutte le mattine dal lunedì al venerdì su queste frequenze. Io approfittavo anche per fare un saluto ad una persona a cui tengo tantissimo, una carissima amica del Movimento Giovani Padani del Veneto, Alice Quinto. Ciao Alice, spero che tu stia all'ascolto. E procediamo ora con la trasmissione Giovani Padani del Friuli Venezia Giulia. Allora, ripeto, solo il gazebo dell'8 marzo saranno presenti in tutti i nostri capoluoghi provinciali, quindi domani mattina ci potete trovare a Trieste, a Gorizia, a Udine e a Pordenone. Ricordo i numeri di telefono per chi volesse intervenire da casa durante la trasmissione: 0266203529 ed sms in diretta al 346 6427 756. Qui è sempre Stefano Mattiussi che vi parla dalle frequenze di Radio Padania Libera. Quindi sto per introdurre il primo ospite di questa sera, un graditissimo ritorno dopo un po' di tempo di assenza, e volevo commentare con lui questa prima pagina di oggi, venerdì 7 marzo. Ministro dei beni meridionali col ministro Franceschini in uniforme borbonica.
E di questo parleremo, oltre anche a delle questioni del vicino Veneto che si riverberano anche sui Friuli Venezia Giulia, con l'amico Jacopo Nani Moncenigo. Ciao Jacopo, buonasera e benvenuto. Ciao Stefano, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco, tu diciamo che sei originario del Veneto, di Venezia, cioè culla della nostra cultura. Come commenti il fatto che si sono trovati solamente i quattrini per le regioni del sud, per i beni culturali della regione del sud? Una riflessione a caldo. Ma guarda, più che i finanziamenti dati alle regioni del sud, anche alla luce delle condizioni, insomma, in cui versano i beni culturali di quei luoghi, che sono comunque da preservare, quello che salta all'occhio immediatamente è la mancanza dei finanziamenti per i beni culturali nostri. Assolutamente, e la cosa chiama anche vendetta per il fatto che i beni culturali sarebbero il petrolio, diciamo, per l'Italia. Valorizzare questi, come valorizzare meglio gli oltre 8.000 chilometri di costa, come dice sempre uno degli altri ospiti fissi della nostra trasmissione, il segretario provinciale della Lega Nord, Walter Sepuca, che se noi andiamo a valorizzare... Sono la ricchezza e il bene primario della nostra nazione. Tutta la penisola è priva di risorse, questo lo sappiamo. Ne ha molto poche, insomma, quantomeno, almeno di noi voleva andare a cercare un po' di energia geotermica in Toscana o qualcosa del genere. Non siamo certo un paese ricco di risorse, non siamo la Arabia, non siamo la Russia, non siamo niente di tutto ciò. Siamo sicuramente il paese con i beni culturali più belli del mondo, che ci invidia tutto il pianeta e che potrebbero essere una risorsa abnorme e soprattutto non consumabile. Se vengono sfruttati bene, non solo come il petrolio che dopo 100 anni finisce, anzi questa è una cosa che può andare avanti da sempre. E l'incapacità di sfruttarli e di renderli fruibili al mondo, perché questo il mondo ci chiede che le nostre bellezze, le bellezze delle nostre regioni, le bellezze storiche, le bellezze culturali vengano rese fruibili a tutti. E questa cosa potrebbe mantenere e far lavorare, soprattutto in periodi di grossa disoccupazione, metà dei nostri concittadini. Facciamo un esempio pratico, allora, delle riflessioni ulteriori. Allora, ad esempio, abbiamo dei corsi di laurea nelle nostre università di conservazione dei beni culturali e sfornano molti laureati preparati in materia, laureati che proprio non trovano uno sfogo in campo lavorativo. Se i beni culturali fossero sfruttati in maniera opportuna, come dici tu, potrebbero essere volano per creare posti di lavoro, per creare imprese, per creare turismo. Questo è il discorso, questa è la strada giusta da intraprendere. Assolutamente sì, previa considerazione che il bene culturale, artistico, architettonico del paese va preservato, ma va reso fruibile. Guarda, io porto spesso e volentieri l'esempio di quello che ho visto fare in Inghilterra. In Inghilterra ci sono centinaia di siti, lasciamo stare le grosse città, ma ci sono centinaia di siti storici che vengono sfruttati dagli inglesi con quello che si chiama British Heritage, cioè in ogni castello, in ogni rudere, in ogni dolmen, perché insomma si sa che la civiltà lì c'è da mo', insomma, e loro hanno comunque uno shop, hanno un'edicola, hanno un bar, e tutto fa parte di quello che potrebbe essere per noi il Ministero dei Beni Culturali, e dove i giovani inglesi vanno a lavorare e vanno a spiegare cosa stanno vedendo i turisti. Cioè questo per noi potrebbe essere portato a dei livelli eccezionali, visto che tutta la penisola è sparsa di beni culturali da far conoscere, e la maggior parte sono sconosciuti prima a noi.
ma sono sconosciuti poi a tutti, a tutto il mondo, cioè è un reato tenerli nascosti. Sì, per esempio faccio un altro esempio pratico, tu ti sei riferito al mondo anglosassone. Vediamo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti negli anni 60 dell'Ottocento hanno vissuto la tragedia della guerra civile e si sono combattute molte battaglie. E quindi in tutti i siti delle battaglie abbiamo una valorizzazione dal punto di vista turistico-culturale. Per esempio ad Appomattox, dove il generale Lee si è reso all'armata di Grant, lì diciamo, è una località gettonatissima, assieme diciamo, al sito della battaglia di Gettysburg. Oppure ci trasferiamo nell'estremo sud-ovest, nei territori del Nuovo Messico, dell'Arizona, dove ci sono state le battaglie più ad occidente della guerra civile. Anche lì c'è una valorizzazione di tipo culturale e turistica, associando a questo anche il fenomeno molto molto interessante del reenacting, cioè gruppi di persone che si vestono da persone che hanno vissuto in quel periodo e per alcuni giorni vivono nelle stesse condizioni di quel periodo, quindi facendo anche un lavoro di approfondimento storico e filologico. Anche qui si potrebbe fare la stessa cosa. Che ne dici? Sarebbe un ottimo esempio di valorizzazione. C'è da dire che esistono già dei rievocatori, diciamo, esistono già delle persone che si dedicano allo studio delle battaglie, delle armi, dello stile di vita di determinati secoli fa. Ne conosciamo uno, un amico comune, tra parentesi, che è molto impegnato nella ricostruzione delle battaglie. Il discorso è che da noi sono completamente lasciati a loro stessi, cioè questi lavorano per volontà loro, per spirito di scoperta e di ricerca. Negli Stati Uniti sono aiutati, è una gloria nazionale, insomma, e questo lo fanno con 200 anni di storia. Jacopo, guarda, abbiamo ancora un minuto a disposizione, ecco, su questo argomento ci torneremo anche la prossima settimana. Visto che sabato scorso eravamo presenti in Veneto per la raccolta delle firme dell'indipendenza, in 30 secondi volevo sapere la tua impressione sull'iniziativa portata avanti. Che impressione vuoi che abbia, Stefano? 100.000 firme raccolte in un giorno, cioè un giorno e mezzo. Non è che c'è davvero un'impressione. I veneti non hanno più voglia di stare in Italia, o comunque non hanno voglia di sottostare a queste regole del cavolo. Non ha voglia di farsi derubare e non ha voglia di vedere la loro storia spazzata via per non si sa cosa. E i veneti lo stanno dicendo chiaramente. Certo, ma torneremo a ragionarci sopra. Io ti ringrazio della tua presenza e ti aspetto la prossima settimana. Ti ringrazio, è sempre un piacere. Buona serata a tutti gli ascoltatori. Grazie Jacopo, abbiamo avuto come ospite Jacopo Nani Mocenigo, direttivo Lega Nord di Trieste, e adesso chiedo in regia se il nostro secondo ospite è già presente. Risposta affermativa. Grazie Roberto, preciso come sempre. Allora io do il benvenuto a ormai un altro dei nostri ospiti fissi, Riccardo Piccinato, segretario Lega Nord di Pordenone, nonché giovane padano, nonché consigliere comunale. Ciao Riccardo, benvenuto. Ciao Stefano, grazie, buonasera a tutti. Bene, allora colgo subito l'occasione di farti gli auguri di compleanno. Grazie, gentilissimo, veramente un pensiero molto squisito in diretta, ti ringrazio Riccardo. E io approfitto anche per ripetere i numeri di telefono per coloro che volessero intervenire in trasmissione con un proprio contributo di pensiero. Per chiamare in diretta 0266203529
e gli sms in diretta 346 6427 756. Siamo sempre sulle frequenze di Radio Padania Libera. Chi vi parla? Stefano Mattiussi del Movimento Giovani Padani del Friuli Venezia Giulia. Riccardo, parliamo subito di esteri. Come vedi la situazione in Ucraina, anche alla luce delle ultime agenzie, cioè che la Russia ha chiesto il pagamento della fornitura di gas all'Ucraina? Beh, la situazione è chiaramente tesa. È difficile dire che cosa può succedere là, però si possono fare delle ipotesi. Ci può essere effettivamente un referendum con una molto probabile eventuale secessione, nel caso in cui ci sia il referendum e venga fatto con i criteri adeguati. Può esserci un semplice mantenimento dello status quo, oppure ci possono essere altre variabili, come addirittura un'entrata in Unione Europea più veloce dell'Ucraina, oppure anche un'entrata in Russia. Non si sa veramente che cosa sta succedendo, anche perché si è scatenata un'asta a sotterfugi per chi paghi più soldi per portarsi a casa l'Ucraina, cioè gli Stati Uniti che mettono sul piatto diversi miliardi, l'Unione Europea altrettanti e forse addirittura di più. La Russia invece mette sul piatto della bilancia le forniture di gas e tutto il resto. È una situazione veramente delicata ed è molto diversa da come ce la raccontano i media attuali. Il tutto è stato innescato da questioni prevalentemente interne, dove l'Unione Europea c'entrava veramente poco, tant'è che l'opposizione nelle piazze prevalentemente era filo nazionalista e anzi ultranazionalista, tant'è che chi era veramente sul campo riportava che questi cantavano canti nazisti e fascisti del nazionalismo più, tra virgolette, becero dell'Ucraina. E quindi il filo europeismo sinceramente non l'ho visto nelle proteste che ci sono state. Quello è stato un pretesto per innescare la miccia. Sì, una situazione molto delicata ed è in un divenire costante. La cosa che un attimino bisogna riflettere è anche che la Russia e la Cina sono sulla stessa lunghezza d'onda. Hai qualche riflessione in merito da fare? Beh, certamente quello è un asset strategico della Cina per difesa dalla prevalenza nel mondo del cosiddetto Occidente, diciamo, degli Stati Uniti prevalentemente. Quando si è visto che gli Stati Uniti hanno invaso buona parte dei paesi extracomunitari cosiddetti, faccio degli esempi: Libia, Afghanistan, Iraq, praticamente nessuno ha detto nulla. C'è stato l'appoggio della comunità internazionale, non ci sono state sanzioni di nessun tipo, portando alla guerra effettiva e violando l'integrità di quei territori là dove sono loro. Con la Russia invece, che forse probabilmente ha violato l'integrità nazionale dell'Ucraina, probabilmente perché non è nemmeno certo, invadendo temporaneamente il suolo nazionale, ma certamente non ha portato alla guerra. Si è scatenato un putiferio a livello internazionale contro la Russia, quasi che fosse un pericolo atomico. Invece i russi, da quanto risulta, hanno detto che faranno esprimere il popolo nel proprio territorio, quindi credo che sia anche una mossa abbastanza diplomatica quella dei russi. Certo, quindi terremo sotto controllo in maniera costante tutto il divenire di questa situazione. Comunque con te ci tornerò a ragionare
anche nelle prossime puntate di questa Certo è trasmissione. che l'Italia rischia il gas anche lì. Esatto, siamo già alla canna del gas, quindi rischiamo anche il gas, quindi staremo un po' a vedere. Quindi adesso torniamo in politica interna. Guarda, volevo spendere un minuto e mezzo su un'impressione di questi primi giorni di governo Renzi, che mi sembrano a dir poco allucinanti. Hai fatto qualche tua considerazione? Sì, beh, tralasciando l'incoerenza, come si dice ormai, dei proclami di Renzi sulla rottamazione, sul mai più con Berlusconi, mai più con Alfano, andrò a Palazzo Chigi solamente dopo eletto, Enrico stai sereno, eccetera, eccetera. Poi i fatti concreti per ora dicono che è stato un disastro, soprattutto per il nord, perché è stato approvato il decreto Salva Roma, che sono 570 milioni di euro alla faccia di tutti i comuni virtuosi del nord, che voglio ricordare che sono praticamente zero, mentre è già pronto il Salva Napoli, eccetera, eccetera. E poi, giorni fa ha annunciato il ministro Franceschini alla cultura altri 136 milioni di euro per i beni culturali, ovviamente tutti di 4 regioni del sud, nemmeno una che sia nemmeno del centro-nord. Poi voglio ricordare, sempre sotto l'ala di Renzi, il decreto Salva Banche, dove sono stati regalati 7 miliardi e mezzo più 500 all'anno alle banche, di fatto, e anche questo un'altra schifezza, e dulcis in fundo una Tasi che per le attività produttive, per i proprietari di case sarà addirittura leggermente superiore all'IMU come importo, quindi di fatto sono state aumentate le tasse anche lì. Un leggero aumento della benzina, non lo so, peggio di così. Bene Riccardo, ti ringrazio per la tua presenza, torneremo a parlarne di questi argomenti la prossima settimana. Ti ringrazio e buona serata. Altrettanto, buona serata a tutti. Bene. Questo anche per questa settimana lo spazio Giovani Padani del Friuli Venezia Giulia si conclude qui. Vi do l'appuntamento alla prossima puntata e da Stefano Mattiusi un caro saluto, buona serata a tutti, buona Padani a tutti, ciao!